Le categorie economiche e produttive intanto lamentano interventi insufficienti da parte del governo per sostenere la ripartenza dopo l'emergenza coronavirus. Ne abbiamo parlato con i presidenti regionali di Unioncamere e Confartigianato. Maria Piazzorzi. 11 categorie economiche con il sistema camerale del Veneto in rappresentanza di 560.000 imprese hanno indirizzato una lettera al presidente Zaia affinché si faccia portavoce delle difficoltà ma anche delle precise richieste del mondo economico produttivo regionale al governo. Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto, è preciso nell'indicare il disagio quotidiano. Per la carenza di infrastrutture, carenza di credito, mancanza di una politica di investimenti, mancanza della cablatura, mancanza di una politica di internazionalizzazione. E Agostino Bonomo, presidente veneto di Confartigianato, spiega risorse inadeguate. Soprattutto per il Veneto, che è una regione che comunque anche da un punto di vista contributivo nei confronti dello Stato fa la sua parte in maniera importante. E punta il dito soprattutto sulla burocrazia. Questo era il momento in cui dare un colpo di spugna a tutta quella burocrazia rispetto alla quale abbiamo delle pratiche che non ci possiamo più permettere, non possiamo buttare soldi solo per burocrazia. Un esempio su tutti, il codice degli appalti che deve sparire così com'è, altrimenti per le piccole imprese non c'è la possibilità di accedere ai lavori pubblici. Potrebbe essere ancora più lunga la lista, ma noi non chiediamo la luna del pozzo, chiediamo che il governo metta in atto tutte quelle azioni, tutti quei danari che dice che ci sono per lo sviluppo del paese, ma soprattutto il Veneto, essendo la seconda regione in Italia, non può rimanere ferma all'angolo, perché se non riparte l'economia qui da noi, non riparte l'economia nazionale.